Lascialo. Non vedi che non ha più la forza di rialzarsi? Alzati! Alzati e lavora! Alzati, ho detto! Senti, Che vuoi? dai a me quell'uomo. Te ne pagherò il prezzo. Davvero vuoi comprarlo? Sì. Cosa vuoi? Le tue pecore. Dagli le pecore. Ma Avanti. tutte? Tutte. Sì, ti sei messo a comprare cadaveri! È un mercato che Seppellitelo. Fate largo a Noè! È ingiusto! Noè è il saggio! Facci divertire, Noè! Poverino dei tuoi campi, Noè! Largo! Fate largo! Evviva! Il cantore! Vogliamo il cantore! Tubal-Cain. Tubal-Cain. Sei venuto per le asce? Sì. Ma non ho più le pecore che avevo condotto con me. E allora che vuoi? Ritorna quando avrai da pagarmi il prezzo convenuto. Aspetta. Ascolta. Ascolta, Tubal-Cain. Non ero venuto soltanto per questo. Che altro c'è? Tubal-Cain, tu hai autorità sulla gente di Enoch. Essi ti ascolteranno se tu li parlerai. Gente di Enoch, udite! Avvicinatevi e ascoltate! Aprite bene le orecchie! Noè è venuto da noi e io credevo che egli avesse camminato dai suoi campi fin qui per prendersi 2 asce di ferro temprato che gli avevo fabbricato con l'arte che voi ben conoscete e che mi ha acquistato fama nell'intera regione al prezzo convenuto di 20 pecore. Invece, con le pecore, egli ha acquistato uno schiavo morto. Ed ora ci ammonisce che noi edifichiamo le nostre città col sangue dei nostri simili, che i nostri figli crescono come animali della selva, che la terra è corrotta per causa nostra, vero Noè? Egli vuole che io vi dica che il suo Dio è stufo di noi e minaccia di sterminarci se non cambieremo vita. Sei un pazzo testardo! Cacciamolo da Enoch! Lapidiamolo! Sì, lapidiamolo! Silenzio! Non fidiamolo!
Vuoi saperlo cosa devi rispondere al tuo Dio? Digli che ci lasci in pace, una volta per tutte. Noi vogliamo vivere come ci pare e non rattristarci più con le tue profezie di malaugurio. Vecchio sporco! La fine di ogni mortale è giunta innanzi a me, perché la terra è piena di violenza per causa loro. Ecco, io li sterminerò dalla faccia della terra. Io farò venire il diluvio di acque sulla terra per distruggere ogni carne che ha alito di vita sotto il cielo. Tutto ciò che è sulla terra morrà. Ma con te io stabilirò il mio patto. Fatti un'arca di legno resinoso. Vuoi navigare sui prati, Noè? Porterete l'arca sulle spalle sino al mare? Hai dimenticato gli alberi per le vele! E il timone, dov'è? Facci vedere come dirigerai l'arca fra i boschi! Ora basta, Noè! Non ti accontenti più di romperci le orecchie con le tue previsioni di castighi e di malanni! Adesso sfidi i nostri dei! Con questa nuova pazzia finirai davvero per attirarci addosso tutta la loro collera! Avanti! Diamogli una lezione, una volta per tutte! Ascoltate! Dio mi ha parlato e mi ha detto: ecco, io sto per mandare sulla terra le acque del diluvio per sterminare ogni essere che ha alito di vita, e perirà tutto ciò che è sopra la terra. Ma io stabilirò con te la mia alleanza. Pentitevi dei vostri peccati, chiedete perdono all'unico vero Dio e onorate il suo nome.
Ah. E le acque cominciarono a scemare dopo 150 giorni. Nel 7° mese l'arca si posò sopra le montagne d'Armenia. Le acque continuarono a ritirarsi fino al 10° mese e apparvero le vette dei monti. Passati 40 giorni, Noè mandò fuori il corvo, il quale andò via e non tornò. Quindi Noè mandò fuori la colomba per vedere se le acque fossero sparite sulla terra. La colomba, non trovando dove posare il piede, tornò a lui nell'arca, perché le acque occupavano tutta la superficie della terra. Avendo poi aspettato altri 7 giorni, di nuovo mandò fuori dall'arca la colomba, la quale ritornò a lui portando nel becco un ramo d'olivo con verdi foglie.